Apertura di puntata speciale, tradizionale l'appuntamento di Santa Lucia di Piave con l'antica fiera che è giunta, pensate, alla 1365esima edizione. Sommario ricco per questa puntata, quindi non perdiamo tempo, linea alla regia e poi Verde Nord-Est può iniziare. Edizione 1365 dell'antica fiera di Santa Lucia di Piave, rullano i tamburi, sta per iniziare la sfilata, seguiteci per tutte le novità. Questo è un momento tipico e topico, direi, per la regione del Veneto e per l'Italia, perché la nostra è una fiera internazionale. Come dicevo, è la più antica d'Europa e qui rappresenta uno spaccato della nostra società. La fiera non è soltanto un momento dell'agricoltura. Se uno entra in fiera trova vari momenti culturali, sociali, economici ovviamente, che riguardano dai più piccoli ai più grandi. Ed è questo ciò che distingue una fiera ormai millenaria come quella di Santa Lucia. Centralità di Santa Lucia nel Veneto in passato, ma lo è ancora di più oggi, con un tessuto economico importante che attrae non solo compratori ma anche investitori. La filiera dell'agroalimentare vale circa 600 miliardi, ci sono 476 mila aziende, 4 milioni di occupati. Io penso che un po' di merito vada anche a Santa Lucia, non tanto per il ruolo che svolge il comune, l'ente fiera, ovviamente un lavoro importante a proposito proprio grazie anche all'azienda speciale, ma direi anche perché la storia ci dà un'indicazione ben precisa, dai famosi mercanti che arrivavano dal nord Europa ad oggi, che c'è ovviamente la tecnologia, c'è la digitalizzazione, siamo cresciuti sotto questo profilo, ma nei tempi si celebra questo momento che ormai è diventato davvero un fiore all'occhiello. È un momento di festa che coinvolge le famiglie ed è un momento anche di solidarietà. Sì, è corretto, c'è anche un elemento di sostenibilità all'interno della fiera. Noi abbiamo dei partner, tra l'altro la novità è che oltre alla Latteria di Soligo, a Banca della Marca, che è una banca del territorio, abbiamo anche il consorzio DOC che ha deciso di sostenere i progetti sociali di questo territorio grazie alla fondazione di comunità. Una grande giornata, siamo partiti ieri con tanti temi all'avanguardia, innovazione, sostenibilità e tutto quello che riguarda la qualità nell'agroalimentare veneto, che ricordiamolo, io dico sempre, è il primo in Italia per DOP, abbiamo visto i dati di Ismea recenti e quindi insomma una grande fiera, una grande manifestazione che è il risultato di un anno di lavoro dei nostri agricoltori. Una fiera internazionale perché poi Santa Lucia è in uno snodo territoriale importante, ha un tessuto economico importante e c'è anche l'aspetto però più ludico legato alle famiglie, alla sostenibilità e anche al sociale. Sì, il nostro è un modello ormai consolidato, noi vogliamo guardare sicuramente al pubblico specializzato, però la nostra, io dico sempre, non è una manifestazione fredda, ma è una manifestazione che deve essere anche accogliente, deve essere anche trasversale, deve essere anche per le famiglie, quindi abbiamo dato sempre spazio agli spettacoli, ai cavalli, agli animali e anche ai giochi per i ragazzi e per le famiglie, perché riteniamo i laboratori che comunque vedere i nonni che vengono con i nipoti o i genitori che vengono con i ragazzi a vedere le fiere, a vedere le manifestazioni, secondo me è un valore aggiunto.
una grandissima opportunità di essere qui oggi in una fiera storica che rappresenta però tutto quel legame sociale nel territorio legato anche a tutto quello che grazie all'agricoltura viene portato avanti, e quindi anche tutta quella parte dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità che si legano con percorsi strutturati anche all'interno delle aziende agricole, ma non solo in questo, ma anche tutto quello che significa anche le varie fondazioni, in particolare la Fondazione Sinistra Piave che c'è ben radicata su questo territorio, che mette assieme le istanze non solo delle persone ma anche delle famiglie che lavorano insieme alla comunità, perché sempre di più siamo chiamati ad avere proprio questi percorsi di autonomia dove la persona con disabilità sia al centro, ma al centro di una comunità educante dove ognuno si prende cura dell'altro. È anche un esempio grande di volontariato che poi contraddistingue i veneti che solitamente non si vantano di queste cose ma fanno. Esattamente, è un'opportunità proprio per vedere questi volontari che danno del loro tempo, lo mettono a disposizione agli altri, togliendolo alle loro famiglie, proprio come significa di esempio per quello che anche le amministrazioni pubbliche non riescono a fare se non ci fosse questo importante motore come il volontariato che permette a tutto quanto noi di dare dei servizi. I comuni e gli enti locali danno servizi e grazie ai volontari che sono fondamentali su questo riusciamo ancora ad erogarli, e credo che anche l'opportunità di valorizzare quello che loro fanno sia proprio passato anche attraverso questa riforma degli ambiti territoriali sociali che metterà sempre di più loro al centro in quel passaggio col terzo settore che naturalmente formato farà una rete sociale sul territorio per prendersi cura degli altri. Aprolav festeggia i 30 anni di presenza alla Fiera di Santa Lucia di Piave e porta le sue eccellenze, tra le quali il Morlacco del Grappa e il Bastardo del Grappa. Andiamo a sentire al nostro microfono Terenzio Borga e Bruno Bernardi. Credo che questa sia una delle vetrine importanti nelle quali noi condividiamo il nostro sapere col consumatore. Da quando questa probabilmente, mi diceva Bruno, è la più antica, la prima presenza di Aprolav come proposizione al pubblico, perché effettivamente è quella storica, la manifestazione alla quale non serviva fare qualcosa per venire, bastava essere qua ed effettivamente la gente che passa si rende conto della qualità che noi sempre andiamo a proporre, la qualità veneta. Noi abbiamo una fortuna grandissima nella nostra regione, queste produzioni di qualità che danno una figura incredibile di quella che è la realtà produttiva veneta. Sono in mostra tutti i grandi formaggi anche della montagna, vediamo il Morlacco, il Bastardo, naturalmente la casatella trevigiana e ricordiamo il Piave, e tutti con latte rigorosamente veneto. È quello che noi sosteniamo da sempre. Il Veneto si è sempre differenziato dagli altri perché non produce quantità, produce qualità. Siamo la regione più certificata, siamo la regione che ha più formaggi di pregio. L'orgoglio nostro è questo, la difesa nostra comunque è questa, il consumatore ci dà ragione, soprattutto quando andiamo a esportare, perché effettivamente anche nel nostro piccolo riusciamo con la collaborazione di Gran Terre in questo momento a portare il nostro prodotto in tutti i paesi del mondo ed è una bellissima cosa se pensiamo che fino a 30 anni fa neanche sapevamo di avere tutte queste belle produzioni. L'evoluzione alla quale anche Aprolav ha partecipato, e voglio citare sempre il nostro direttore Bruno Bernardi e i miei presidenti che mi hanno preceduto, perché hanno avuto l'intuizione di capire cosa poteva fare Aprolav per il comparto. Possiamo dire che noi quest'anno festeggiamo i 30 anni di presenza in questa millenaria fiera, ancora nel lontano 1995, e quindi ogni anno siamo stati presenti a questa manifestazione, che è una manifestazione importante, una manifestazione che è un punto di riferimento per il mondo agricolo, non solamente per il lattiero caseario, ma per il vitivinicolo, per la meccanizzazione, eccetera. E quindi la nostra presenza è importante.
anni fa, poi abbiamo iniziato a portare anche le medaglie d'oro di Casius e quest'anno invece abbiamo i 3 prodotti nostri dell'eccellenza, la casatella trevigiana, abbiamo il formaggio Piave e il prodotto di montagna, che sono 3 prodotti particolari del nostro territorio, delle nostre province e dei nostri produttori. Possiamo tracciare un bilancio di quella che è stata l'annata 2025, che vi ha visti protagonisti anche qualche settimana fa con la consegna di un premio ambito durante la manifestazione di Castelfranco il Radicchio d'Oro. Allora, io penso che il 2025 sia un'annata speciale per il mondo produttivo, anche se ci sono dei costi da sopportare, però i ricavi sono stati buoni. Io dico a tutti gli allevatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto di fare un bel quadro per il 2025, scrivere l'eccellenza casearia dell'anno 2025 e appena lo installa, perché purtroppo, dico purtroppo, penso che nel 2026 questo non si verificherà. Non si verificherà perché stiamo assistendo a un crollo del prezzo del latte, a un'offerta di latte spot dai paesi europei molto importante e a un momento anche a un calo delle esportazioni, quindi a livello europeo che sono forti da quel punto di vista là, c'è meno vendita di latte in polvere, ci sono i magazzini con tanto burro in deposito e questo sta creando dei problemi che poi di riflesso arrivano anche in Italia. Comunque alcuni giorni fa è stato fatto un accordo a livello nazionale, qua va un nostro grazie al Ministro, auspichiamo che quello che è stato stabilito e deliberato venga preso in considerazione dai primi acquirenti, anche se dobbiamo dire che il Veneto è un po' un'isola felice, ecco, da questo punto di vista. Abbiamo molte realtà grosse e importanti come Latte Busche, Latteria Soligo, Latteria Vicentine, realtà un po' più piccole, abbiamo industria importante, Nonno Nanni, tanto per non far nomi, Latteria Montello, eccetera, Tommasoni e poi abbiamo le realtà piccole che sono però importanti al territorio e questa varietà, diciamo, di caseifici assieme alla varietà di produttori, che non tutti sono grossi i nostri produttori, abbiamo anche produttori piccoli, serve solamente per migliorare e per cercare di dare soddisfazione economica agli allevatori, perché se non ci sono soddisfazioni economiche, ora come ora registriamo che il 50% dei comuni del Veneto non ha una stalla. Se dovesse succedere qualcosa di grave aumenteremo sicuramente questa percentuale. Soligo Oro è una delle eccellenze della latteria di Soligo, che porta tutti i suoi prodotti qui all'antica fiera di Santa Lucia di Piave e noi andiamo a sentire il presidente Lorenzo Brugnera. Da tantissimi anni siamo sempre stati presenti, io credo anche i miei predecessori. Qui abbiamo il nostro cavallo di battaglia che è il Soligo Oro, è un prodotto che la latteria ha sempre fatto dal 1883, naturalmente questa fiera che è una fiera millenaria perché 1365 anni, no, la dice lunga su quello che era il mondo dell'agricoltura, i bisogni, e si capisce anche perché questa fiera parte da tanto distante, perché i territori avevano bisogno di scambiarsi i prodotti. Oggi questa fiera ha tantissimi prodotti, noi portiamo le nostre eccellenze, i prodotti che abbiamo anche del Grana Padano che ha preso il primo premio per 2 anni consecutivi, un anno il secondo miglior formaggio d'Italia. Io devo ringraziare i miei casari per quello che fanno, no? E la professionalità che ci mettono. Senza uomini non si va da nessuna parte. La latteria Soligo, la forza della latteria Soligo è naturalmente i soci produttori di un latte eccezionale, eccellente, ma gli uomini che ci lavorano, uomini e donne che ci lavorano attorno. Uomini che sono portatori di grandi valori e lo vediamo nel vostro stand con quella frase dedicata a Toniolo che è un po' il faro per i valori della cooperazione, un faro che si riverbera anche su una manifestazione come questa. Beh, parlando del Toniolo io credo che dovrei parlare di una persona illuminata che nel 1880-83 che poi hanno dato vita a questa cooperativa hanno visto veramente i bisogni e la povertà che era in quei momenti e anche i prodotti che non erano veramente squisiti, perfetti, perché i prodotti venivano fatti nelle nostre case. Quando parliamo di casatella trevigiana veniva chiamata casata col poco latte che si produceva.
mentre lui ha voluto unire le persone, fare una cooperativa per migliorarsi, e io credo che quello che lui ha fatto a quei tempi valga ancora oggi: essere assieme, fare una forza, migliorare i prodotti, ricerca, sviluppo. Il mondo sta correndo tantissimo, ma da soli si può andare più veloci, ma in gruppo si va più lontani. CIA Agricoltori Italiani Treviso è presente alla 1365esima edizione della Fiera di Santa Lucia di Piave. Al nostro microfono il presidente Salvatore Feletti. È una provincia che ha mille eccellenze che in questo contesto inorgogliscono la CIA. Inorgogliscono la CIA perché abbiamo la valorizzazione del territorio, passando dal miele ai formaggi, agli insaccati, ai trasformati di frutta e verdure, trasformati di carne, tutta una serie di eccellenze che per noi sono il fiore all'occhiello e sono la prospettiva per questo territorio. Un mercato importante è il mercato contadino, rivolto a tutti i consumatori, che dà delle garanzie di proprio qualità e di correttezza della filiera. Il mercato, come in fiera, è un punto di incontro tra i produttori, che appunto valorizzano i loro prodotti, e poi il consumatore. Un consumatore che tante volte non conosce cosa c'è dietro un prodotto, la fatica che nasconde e l'eccellenza che nasconde. Dietro a ognuno di questi prodotti abbiamo una famiglia, un agricoltore, un'agricoltura che tutela oltretutto il territorio. Quindi riesce a portare dalla terra alla tavola a chilometro zero, forse anche a metro zero, perché appunto qua dall'azienda si arriva direttamente in casa del consumatore. Allora, periodo natalizio, periodo di regali, e cosa di meglio c'è di fare un regalo con qualche prodotto che viene dalla terra, naturalmente trasformato, e in questo modo si innesca una filiera virtuosa. Questo è un regalo vero, un regalo sincero e concreto e di qualità, un regalo di valore, perché comunque questi prodotti racchiudono veramente l'essenza dell'agricoltura. L'impegno che ci mettono ognuno dei nostri associati in questo contesto, posto su un tavolo ben imbandito per le feste, ma non solo per le feste, arricchisce quel momento e lo rende pieno di gioia e fa anche conoscere cosa c'è appunto dietro a questa agricoltura. Per i nostri amici che ci guardano da casa, tutte le info, ricordiamo il sito di CIA Treviso: www.ciatreviso.it, e naturalmente tutti i canali social su cui siamo presenti. Nell'area CIA della Fiera di Santa Lucia di Piave incontriamo Jessica, che con la sua azienda produce una serie di prodotti per la bellezza particolari. Partendo da che cosa, Jessica? Partiamo prima di tutto dalle lumache. Ad Albina di Gaiarina ho un laboratorio con il quale estraggo bava di lumaca, che poi vendo nei laboratori in Italia, estero. Bava di lumaca è stata dalle lumache Muller come tipologia, e niente, poi viene stabilizzata, microfiltrata. Lì ci sono anche delle fotografie dove si può vedere un po' la macchina, che è certificata con il Tree Free, visto che si parla sempre di benessere animale. Quali sono le caratteristiche di questi prodotti? Allora, prima di tutto si può dire proprio che la bava di lumaca è un antibiotico naturale, prima di tutto. È un prodotto molto ricco ovviamente di elementi naturali che fanno bene alla pelle, cicatrizzante, un esfoliante naturale, ha dentro l'acido glicolico. Insomma, un po' di elementi necessari alla cura del corpo, della pelle. Viene utilizzata anche come mucolitico, per esempio, sugli sciroppi con la bava di lumaca, anche gastroprotettore. Diciamo che la bava che io estraggo viene utilizzata sia per uso cosmetico che per uso alimentare. Poi ovviamente il laboratorio di riferimento la destinerà alla sua linea prescelta, o alimentare o cosmetica, insomma, ecco. Come azienda, oltre alla bava di lumaca, le lumache stesse,
facciamo anche altre tipologie di prodotti che può essersi anche del surgelato, quindi la polpa di lumaca, ma poi abbiamo anche una piccola produzione locale veneta con la quale faccio appunto composte varie, oltre a quello appunto la polpa di lumaca. Dopo abbiamo ovviamente vigneti, quindi vino, poi altri prodotti in miele perché abbiamo anche le api, siamo SQNP, lotta integrata per quanto riguarda il vigneto. Un progetto importante è quello di Veneto Agricoltura, presentato qui a Santa Lucia di Piave alla 1365esima edizione delle Antiche Fiere, ed è quello sulla Gelsi Bachicoltura, la coltura dei bachi da seta per ottenere appunto la seta, un progetto dicevamo importante che si chiama proprio la Via della Seta. Ce ne parla Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura. Ci troviamo nella filanda grande del padiglione Fiere Santa Lucia di Piave, e proprio perché ci troviamo in filanda grande abbiamo deciso di portare questo progetto che si chiama Via della Seta. È un progetto della Regione Veneto, e per cui come Veneto Agricoltura siamo stati incaricati di fare promozione della Gelsi Bachicoltura veneta e di questa importante filiera che negli ultimi anni ha perso il suo vigore, che però come regione vogliamo rilanciare nel nostro territorio. Era una delle attività storiche di queste zone, poi lo ricordava anche lei, ospitata tra l'altro nel luogo dove ci troviamo, quindi si riscopre la storia e la tradizione, ma poi può essere anche un incentivo per delle attività economiche legate proprio alla Gelsi Bachicoltura. Sì, siamo nel territorio appunto dove la Gelsi Bachicoltura era importante nei tempi passati, ma attraverso questo progetto, insieme al CREA, quindi agli studiosi, ai tecnici che da anni si stanno occupando di Gelsi Bachicoltura, ma anche di Gelsi Bachicoltura 3.0, 4.0, ovviamente è un'attività che non si fa più come una volta, ma è tecnologicamente avanzata, pensiamo possa essere una importante fonte di integrazione e di reddito per quelle imprese o per quei giovani imprenditori agricoli che vogliono affacciarsi ad un mondo, quello appunto del bacco da seta, diverso rispetto a quello che sono gli allevamenti tradizionali che riscontriamo in Regione Veneto. Amiche e amici di Verde a Nord-Est, ben ritrovati. Mi trovo a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo poco lontani dal centro, siamo a Mura. Un gruppo di amici, un gruppo di abitanti di questa frazione hanno deciso da 21 anni di realizzare i presepi, ma non 1, 2, 3. Io ho perso il conto. Ad ogni angolo, ogni finestra, ogni cortile, ogni famiglia, si può dire, realizza il proprio presepe. Sono tutti bellissimi. Guardate come li realizzano. Sono adesso accanto a Loris Perenzin, che rappresenta questo nutrito gruppo di volontari che anima questa 21esima edizione dei Presepi di Mura. Innanzitutto mi verrebbe da dirti, Loris, qual è il segreto per tenervi uniti? Il segreto è che un po' tutto il nostro gruppo ha amore per il nostro territorio e soprattutto per Mura. Quello è il segreto, è il collante che ci unisce. Senti, ma è dicembre, ma immagino che i lavori inizino un bel po' di tempo prima, eh? Certo. Quando si accendono i motori? Diciamo che nei laboratori iniziamo a settembre a costruire le opere nuove, e poi dai primi di ottobre iniziamo l'esposizione lungo le vie del paese, allestire, preparare, e che dura un paio di mesi fino all'apertura. C'è una regia, chi decide faccio questo, chi decide faccio quello, a me piace questo, a me piace quello. Ma diciamo che il gruppo si trova, decide il tema oppure le vie. Alcuni anni sono state fatte delle vie dedicate ai presepi di sassi, quest'anno abbiamo fatto un po', diciamo,
una cosa un po' mista, però appunto c'è una regia che non buttiamo giù a caso, diciamo, cerchiamo di posizionare con un certo senso. Loris, abbiamo dimenticato qualcuno? Sicuramente sì, abbiamo dimenticato gli abitanti di Mura, che vanno ringraziati sempre e spesso perché dedicano e hanno un disagio per un mese all'anno di gente che gira lungo i cortili e all'interno delle corti, dunque loro fanno parte anche loro del gruppo di lavoro dei presepi di Mura. Abbiamo detto all'inizio di puntata che Cison è uno dei borghi più belli d'Italia. Non a caso sono accanto al sindaco di Cison, che è Cristina Dassoler. Che significa essere sindaco di uno dei borghi più belli d'Italia? Anzitutto è un grande privilegio, è una grande emozione e anche una grande responsabilità. I visitatori si aspettano tanto da Cison di Valmarino, un'offerta culturale sempre all'altezza, ed è per questo che l'amministrazione, ma soprattutto i tanti volontari impegnati sul territorio, ci mettono anima e corpo per rendere accogliente il nostro territorio. La domanda l'ho già fatta a qualcuno prima. Secondo lei qual è la formula per tenere unito questo gruppo di persone, questo gruppo di volontari che lavorano per questo evento? L'amore e l'attaccamento al nostro territorio. Tutti qui ci mettiamo il massimo e quello che ci rende orgoglioso e ci ripaga degli sforzi è proprio i complimenti e la meraviglia delle persone che vengono a trovarci. Noi siamo felici di trasmettere chi siamo e i valori del nostro territorio. Possiamo dire che Cison è vivo tutto l'anno? Assolutamente sì, ci sono manifestazioni durante tutto il tempo dell'anno, eventi, presentazioni di libri, quindi sì, è un borgo direi effervescente. Si chiude qui questo speciale dedicato ai presepi per le vie del borgo di Mura, però voi avete tempo fino al 6 di gennaio per venirli a vedere dal vivo. Avete visto che bellezza? Però vi assicuro nel frattempo non mancheranno momenti musicali come il gospel, come l'animazione per bambini, per arrivare fino al 6 di gennaio con la Befana. Però l'appuntamento, credetemi, vale la pena di viverlo qui, a Mura, di Cison di Valmarino. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 50 del periodico 12 dicembre 2025. In questo numero parleremo anche di conservazione dell'olio. Andremo anche a capire le modalità di assaggio di questi prodotti. Fase fenologica. Nei nostri oliveti oramai le piante si stanno avviando al riposo vegetativo. A 40 cm di profondità, dove ci sono le radici, quei peli radicali che assorbono gli elementi nutritivi del terreno, le temperature si stanno abbassando sotto i 9 gradi centigradi. Queste temperature vanno a concentrare le soluzioni saline e le radici non riescono più a far entrare le sostanze nutritive. Questo è uno dei motivi per cui le piante entrano in riposo vegetativo. Potature. Abbiamo visto che già alcune aziende hanno iniziato le attività di taglio, ci raccomanda sempre di avere una certa cautela. Entriamo nel periodo freddo, la capacità della pianta di rimarginare le ferite dalle cesoiature è limitata, perciò nel momento in cui si hanno eventuali abbassamenti di temperature anche sotto lo 0 gradi centigradi, si possono creare dei danni ai tessuti delle piante e alle gemme sottostanti dove è stato eseguito il taglio.
Le temperature diurne si mantengono ancora miti, sopra i 10, 12, 13 gradi centigradi, e ciò dà la possibilità di eseguire ancora, perché non l'ha fatto, un trattamento fitosanitario post raccolta utilizzando prodotti rameici. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon a risentirci alla settimana prossima e buoni assaggi. Termina qui la puntata di Verde a Nord-Est. Se la volete rivedere lo potete fare sul nostro sito www.verdeanordest.tv, naturalmente sul nostro canale YouTube. L'invito durante la settimana è quello di seguirci sui nostri social. Se volete scriverci, la mail redazione@verdeanordest.tv. Noi ci vediamo la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. A presto!